Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, alla rubrica La partita della settimana. Beh, cade davvero a fagiolo, come si dice in gergo, questo 21 giugno, perché il 21 giugno del 1998, durante i mondiali di Francia 98, si giocò una partita che aveva dei risvolti non tanto calcistici quanto extra calcistici e piena di tensione, soprattutto nel pre-partita tra Stati Uniti ed Iran. E adesso stiamo vivendo davvero dei momenti complicati, con la tensione che c'è in Medio Oriente, non solo tra Israele e Palestina, ma anche, come abbiamo visto, tra Israele ed Iran, e ovviamente gli Stati Uniti hanno sempre un ruolo centrale in tutto quello che accade nel mondo a livello geopolitico. Adesso io non mi metto a fare approfondimenti su questo, ma mi sembra abbastanza collegata questa partita, che si giocò il 21 giugno del 98 nel girone che, oltre a Stati Uniti ed Iran, comprendeva anche Germania e Jugoslavia, che poi saranno le squadre che si qualificheranno agli ottavi di finale. Mondiale a 32, quindi 8 gironi da 4, si qualificano le prime 2, non ci sono ripescaggi, non ci sono migliori terze, molto più ordinato secondo me, come vi ho detto la scorsa settimana per gli europei, che preferivo a 16 squadre, non a 8 e non a 24 come sono adesso. I mondiali non li preferivo a 24, non parliamo adesso di quello che verrà fatto dai prossimi con allargamenti senza alcun motivo, o meglio ci sono i motivi ma non sono assolutamente calcistici. Il mondiale a 32 secondo me era veramente perfetto ed era anche molto affascinante. Stati Uniti ed Iran si affrontano il 21 giugno del 98, è la seconda partita del girone, ma è probabilmente la partita più attesa e più temuta dell'intera manifestazione, perché calcisticamente forse dirà poco, perché gli Stati Uniti sono in una delle peggiori versioni calcistiche della loro storia. L'Iran torna dopo il 1978, la sua unica apparizione fino a quel momento ai mondiali, ha anche dei buoni talenti, ma non è certo una squadra che rubi l'occhio ai tifosi, ma la tensione è alle stelle, soprattutto fuori dallo stadio, soprattutto fuori dal campo, e si temono eventuali attentati o eventuali violenze fuori e dentro lo stadio. La tensione è veramente alle stelle. Me la ricordo benissimo quella giornata in cui non si parlava d'altro, nonostante Stati Uniti-Iran fosse una partita di secondo piano ai mondiali. Tra l'altro c'è una tensione pazzesca tra i paesi che non hanno rapporti dalla fine degli anni 70, non hanno rapporti diplomatici dalla fine degli anni 70, e la partita passa alla storia per una foto di gruppo che viene fatta prima della partita, proprio per stemperare e tagliare quella tensione enorme che c'era. Le squadre si presentano in campo con una foto che alterna un giocatore degli Stati Uniti e un giocatore dell'Iran, tutti in fila, praticamente titolari e riserve, un po' a voler rappresentare l'unione che il calcio riesce, lo sport in generale, riescono ad ottenere anche di fronte a paesi che non si amano e che sono in conflitto, anche se non bellicoso, ma insomma che non si amano. E però è ovvio che entrambe le nazionali sanno che stanno rappresentando la propria nazione anche al di là di quella che è la partita di calcio. L'Iran vincerà 2-1 con gol di Estili al 41esimo e di Madavikia a 10 minuti dalla fine. Madavikia probabilmente era il talento principale di quell'Iran, giocatore molto talentuoso, anche molto generoso, e Madavikia dopo il gol si farà tutto il campo quasi in lacrime, a testimonianza di come davvero un'intera popolazione avesse in quella partita un fine anche extra calcistico. Il gol dell'attaccante americano McBride all'89esimo in mischia servirà soltanto a rendere un po' più elettrizzante, a mettere un po' di pepe nei minuti di recupero, quando però il risultato, nonostante i disperati assalti degli Stati Uniti, non cambierà. L'Iran vincerà 2-1 e probabilmente a livello calcistico
Quella resta la vittoria più importante nella storia iraniana ai mondiali per motivi che vanno oltre il mero pallone. Stati Uniti ed Iran verranno entrambe eliminate al primo turno, passeranno la Germania, che vincerà proprio contro gli iraniani l'ultima partita 2-0, che era una sorta di spareggio quasi per andare agli ottavi, anche se la Germania era favorita, e passerà la Jugoslavia, che aveva vinto con una punizione di Sinisa Mihajlovic proprio la prima partita contro l'Iran. L'Iran desterà comunque un discreto apprezzamento nonostante l'eliminazione, ma quella partita è stata probabilmente la più attesa dell'intero mondiale, non tanto dai tifosi quanto da chi seguiva in quel periodo politica e sociopolitica, per capire che cosa potesse succedere. Non accadde nulla dal punto di vista extra campo, non ci fu nessun tipo di scontro, non ci fu praticamente niente, ma fu una giornata, quel 21 giugno del 98, davvero carica di tensione, e si parlò forse così solo della finale tra Brasile e Francia, e quel Stati Uniti-Iran è diventata una partita iconica che mi faceva piacere ricordare, anche e soprattutto per il momento che stiamo vivendo oggi. Questa è la rubrica La partita della settimana, in cui andiamo a ricordare una partita del passato unita a qualcosa del presente. Mi sto concentrando un po' sui giorni per trovare un punto di riferimento, e ogni settimana andiamo ad analizzare una partita in particolare, e oggi è stato il turno di Stati Uniti-Iran di Francia 98. Iscrivetevi al canale se i video vi piacciono, tanto vi ricordo che iscrizione, like, commenti è sempre tutto gratis, e quindi potete lasciarne quanti e più vi piace.